Istituire subito un tavolo permanente di lavoro per individuare una linea di azione condivisa che possa elaborare idonee iniziative ed efficaci soluzioni finalizzate a mitigare gli effetti devastanti a carico delle attività produttive colpite dalle misure restrittive imposte per contenere il contagio in questa seconda ondata della pandemia. La CNA di Agrigento invita la nuova amministrazione di Palazzo dei Giganti ad avviare un proficuo percorso di collaborazione con le organizzazioni di categoria. Il sindaco Miccichè per la CNA si faccia interprete di questa nostra richiesta, dettata dalla necessità di promuovere a livello territoriale una serie di interventi di competenza comunale che abbiano lo spirito e l'obiettivo di sostenere gli operatori economici della nostra città, in particolare quelli interessati dalle attuali disposizioni governative con cui viene limitata l'apertura delle attività. Fermo restando che la salvaguardia della salute è prioritaria, non va però presa sotto gamba la salvaguardia dell'economia. Un nuovo duro colpo è stato infatti inferto agli artigiani, ai commercianti, agli operatori del turismo e dei servizi, molti dei quali, in assenza di concreti e immediati aiuti, rischiano la chiusura definitiva. Un pericolo per la CNA che va assolutamente scongiurato. Non possiamo permetterci che lacunose e discutibili scelte di governi nazionali e regionali contenute nel recente DPCM, ordinanze, disegni di legge e decreti legge, finiscono per condannare a morte una già fragile e sofferente tessuto produttivo. Gli scontri istituzionali a cui stiamo assistendo sull'asse Palermo-Roma non giovano alla causa. Il governo Musumeci, chiede la CNA, proceda a erogare in termini esclusivi l'annunciato fondo perduto e lo faccia con sollecitudine e con modalità diverse dal fallito ed incomprensibile Click Day. Chiediamo pertanto al sindaco Miccichè di aprire con profitto la stagione del dialogo e del confronto anche con le associazioni datoriali del territorio maggiormente rappresentative. La CNA è pronta a offrire il proprio costruttivo contributo durante gli incontri legati al tavolo anticrisi, qualora verrà responsabilmente attuato, con il coinvolgimento dell'assessore al bilancio Trupia, dell'assessore allo sviluppo economico Picarella, alla salute pubblica Vaccaro, in modo da imbastire un ragionamento costante, complessivo e organico rispetto alle gravi emergenze. Occorre pertanto, afferma la CNA, agire in fretta e rispetto alle competenze e alle risorse disponibili dell'ente, azionare tutte quelle leve di natura amministrativa e finanziaria necessarie per andare incontro alle esigenze che in forza di un provvedimento di legge è costretto a non poter svolgere compiutamente il proprio lavoro, ma anche di quanti, seppur non direttamente colpiti dalla chiusura anticipata, fanno parte della filiera che per effetto domino risulta fortemente penalizzata. In attesa di conoscere la volontà dell'amministrazione, i vertici cittadini e provinciali della CNA chiedono pertanto un primo incontro istituzionale con la nuova giunta.